Amici e amiche di Sicilia Magazine, ben trovati. Oggi la Kermesse del Bellini International Context ci porta in un luogo che rappresenta la culla della cultura catanese, il Teatro Massimo Vincenzo Bellini. E lo fa in un giorno particolare perché il 23 settembre ricorre il 187° anniversario dalla morte di Vincenzo Bellini e gli viene reso omaggio con l'esecuzione dei Capuleti e i Montecchi. Noi come sempre ve lo raccontiamo. Venite con me. Un'opera, Capuleti e Montecchi, che esprime quei sentimenti duraturi e eterni che sono l'amore e la guerra, purtroppo. E quindi quest'opera è un concentrato di questi sentimenti che vengono espressi da un testo meraviglioso che è espresso dal libretto e soprattutto dalla capacità di Bellini di aver orchestrato e musicato con melodie infinite ed eterne questo bellissimo rapporto di questi due giovani adolescenti. Il mio Capuleti sarà una storia moderna in un'epoca ottocentesca. In realtà parliamo di una psicologia molto contemporanea. Bellini aveva tratteggiato delle figure estremamente reali e noi parliamo di una storia di ragazzi che vivono il sopruso, perché è un sopruso, dei genitori che li costringono a delle scelte che non sono le loro. Sempre che è una magia il teatro e che i ragazzi dovrebbero frequentare molto di più il teatro perché ci sono delle storie dietro davvero belle. Bisogna semplicemente conoscerle ed essere curiosi. Spero che questo appuntamento diventi più frequente nella mia routine perché è davvero un'atmosfera magica e mi piace proprio la cultura, l'unione di musica e arte. È una cosa che c'è da sempre, no? Quindi magari oggi c'è tanto altro, però questo ti avvicina anche alla storia, alla cultura, è un modo diverso. Eventi come questi promuovono la cultura e lo fanno in una chiave innovativa che riesce ad avvicinare anche coloro i quali non sono soliti frequentare gli ambienti teatrali. E occasioni non mancheranno all'interno della Kermesse del Bellini International Context. Noi saremo sempre qui a raccontarveli, quindi rimanete connessi, ci vediamo presto. Alla prossima!